Saluto i consiglieri e il pubblico. Consiglio Comunale del 29 dicembre. Non sono molti i punti all'ordine del giorno. Vi assicuro che non si ripeterà più un Consiglio Comunale come quello della volta scorsa con prosecuzione fino a quegli orari notturni. Allora, do subito la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Botteon, non lo vedo. Assente. Carnelos. Presente. Costa. Presente. Darè. Darcier. Presente. De Bastiani. Presente. De Vallier. Presente. Dus. Presente. Fasan. Presente. Fiorin. Presente. Maset. Assente Giustificato, mi pare che mi avevi detto prima. Sì, giustificato. Posocco. Presente. Sant'Antonio. Saracino. Sonego. Assente giustificato. Tocchet. Presente. Tonon. Presente. Non lo so, vediamo. Arriverà sicuramente. Allora, gli scrutatori. Darcier Caterina, Marco Dus, Posocco Gianluca. Allora, comunicazioni o domande di attualità? Allora, è pervenuta una domanda di attualità da parte del consigliere Saracino, anche se non si trattava, insomma, di rigorosamente fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio Comunale, però direi che anche per un rapporto corretto che sia il caso di dare delle risposte, e quindi do la parola al sindaco Tonon. No, la legge lui. Ah, la legge lui. Giustamente, a lei la domanda, prego. Buonasera a tutti. Dichiarazioni sul futuro dell'Aerocampo di San Giacomo di Veglia. Come riportato dall'articolo Casse vuote in città e per le caserme nessuna offerta, pubblicato oggi sulla Tribuna, l'assessore Napol, in merito al piano di dismissione dei siti militari presenti in città, dichiara che nessun investitore si è fatto avanti verso una delle 6 unità immobiliari. Partecipare Vittorio trova questa dichiarazione alquanto contraddittoria rispetto a quella espressa dal sindaco nell'articolo per Aerocampo informale dichiarazione di interesse pubblicato su Oggi Treviso il 30 ottobre. In esso infatti viene riportato questo virgolettato: avendo ricevuto informalmente una serie di dimostrazioni di interesse, ha dichiarato in aula, ho ritenuto opportuno interrompere la discussione così da poter avere dalla ditta una proposta articolata. Il punto sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Comunico che il Ministero ha concesso una proroga all'accordo. Fatto questa premessa, chiedo quale scadenza abbia la proroga all'accordo concessa dal Ministero che lei cita nell'articolo. Se vista la proroga di cui sopra, il sindaco intenda finalmente discutere pubblicamente del futuro dell'Aerocampo e di tutti gli altri siti del demanio militare oggi in disuso al fine di prevenire speculazioni di sorta e nel contempo coinvolgendo attivamente la cittadinanza, associazioni di categoria e di volontariato, forze politiche di maggioranza ed opposizione ed ogni soggetto pubblico e privato che possa concorrere a redare un piano di sviluppo trasparente, sostenibile, credibile e condiviso di questa e di tutte le aree militari sul territorio inutilizzate, oppure con l'atto di indirizzo votato dalla maggioranza non si discuterà più delle caserme. 3. Che visto il perdurare della crisi economica e
del settore immobiliare e alla luce delle dichiarazioni sopra riportate dall'assessore al bilancio, non sia il caso di rivedere in maniera approfondita il piano di alienazioni e di individuare per alcuni immobili formule di riutilizzo di spazi anche ad uso sociale e o a vantaggio della comunità e del mondo dell'associazionismo locale, cercando attivamente finanziamenti nei molteplici bandi regionali ed europei e o proponendo formule di affitto a lungo termine in cambio dei lavori di sistemazione degli immobili. Ultima domanda, se non sia il caso di spostare e organizzare in toto i magazzini comunali oggi ospitate in area privata di via Carso presso la Mafil di proprietà comunale nell'ottica di ridurre la spesa degli affitti del comune. Vi ringrazio. Prego. Sindaco Roberto Tonò. Grazie, buonasera a tutti. In merito alla domanda di attualità si rileva quanto segue. 1. Il Ministero non deve concedere alcuna proroga al protocollo d'intesa. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del protocollo medesimo, le parti, cioè tutti i sottoscrittori, devono concordare entro i 2 mesi un'eventuale proroga di ulteriori 3 mesi. Siamo a conoscenza del fatto che in data 11-12 ultimo scorso il direttore dell'Agenzia Nazionale del Demanio ha comunicato di concordare con le altre parti interessate nell'opportunità di individuare un nuovo termine di durata del protocollo d'intesa. È già stato convocato il prossimo incontro del gruppo di lavoro per martedì 12 gennaio prossimo venturo. 2. Le modalità di partecipazione della cittadinanza alle scelte urbanistiche sono previste dalla vigente legislazione regionale in materia di governo del territorio. Tali disposizioni saranno rispettate nelle diverse fasi del procedimento complesso che darà attuazione ai contenuti del protocollo. In ogni caso, anche nell'ultimo Consiglio Comunale si è parlato e discusso pubblicamente del tema in occasione dell'approvazione dell'atto di indirizzo da lei citato. 3. Il piano delle alienazioni è stato recentemente oggetto di variazione e in quella sede avrebbero potuto essere presentate queste valutazioni e suggerimenti. Se ne potrà tenere conto eventualmente in fase di programmazione successiva, posto che, comunque, il piano delle alienazioni delle ex caserme è di competenza di Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa, in quanto proprietari esclusivi dei beni citati. Per quanto riguarda invece gli immobili comunali destinati all'associazionismo e al settore sociale, l'amministrazione ha già fatto tanto e sta continuando a lavorare. L'ultimo esempio recentissimo sarà illustrato in seguito dall'assessore Denardi. 4. Spostare tutti i magazzini comunali, sia quelli di via del Carso sia quelli di via del Macello, presso l'unica sede della Mafil, è un'ipotesi valutata già a suo tempo, quando l'immobile fu acquistato. Sussistono però problematiche complesse sia di livello economico che funzionale per la riallocazione di tutti gli spazi magazzino in tale sede. In primis l'adeguamento impiantistico, l'adeguamento funzionale del tetto degli spazi necessitano un investimento ingente pari a svariate centinaia di migliaia di euro. L'argomento è comunque all'attenzione dell'amministrazione che sta vagliando le varie ipotesi. Grazie. Consigliere. Sì, la ringrazio per la risposta. Soddisfatto. Grazie. E quindi passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco, quindi la parola di nuovo al Sindaco Roberto Tonò. Grazie. Alcune brevi comunicazioni. In primis desidero anche in questa sede ringraziare, come ho già fatto in l'occasione dello scambio di auguri con i dipendenti comunali, ringraziare i 7 dipendenti comunali che cessano o hanno cessato nel corso del 2015 la loro attività presso questa amministrazione. Fracas Viviana, Dapra Maria Cecilia, Sonego Giampaolo, Martinuzza Rosita, Celso Carlo, Dalcin Giorgio, Dal Col Giacomino. Credo sappiate tutti che fra l'altro per questioni di blocco delle assunzioni nessuno di questi ahimè è stato sostituito e può essere sostituito. Fra l'altro nel 2016 avremo altri 2 pensionamenti e presumibilmente 7 nel 2017, quindi le forze lavorative della nostra amministrazione ahimè vanno scemando se non cambia la normativa. Faccio solo un esempio, per esempio va in pensione
anche un operaio che ha la patente di scavatorista, è chiaro che in questo caso qualsiasi lavoro che dovesse comportare l'uso dello scavatore dovrà essere appaltato all'esterno. Questa è la sorte non solo del Comune di Vittorio Veneto, ma di tutti gli enti comunali. Quindi un ringraziamento comunque per la loro opera a tutti i nostri collaboratori e dipendenti. L'altra comunicazione riguarda gli adempimenti relativi a Piazza Meschio. Come ho già detto in questo Consiglio Comunale, si sta procedendo nella discussione. Posso dirvi quali sono le date interessate. 19 gennaio 2016, incontro presso il Comune di Vittorio Veneto con CTU, CTP legali e parti per verifica accordo transattivo. 11 febbraio 2016, è il termine di scadenza per inoltro ai CTP della bozza di perizia da parte del CTU. Il 25 febbraio è il termine invece ultimo per trasmettere al CTU le osservazioni da parte dei due CTP. Il 10 marzo scadrà il termine per depositare in tribunale la perizia da parte del CTU e il 14 aprile ci sarà poi l'udienza in tribunale di Treviso per la verifica di quanto depositato dal CTU. Comunico poi che è stata sottoscritta ed attivata la SUA, che era relativa a un provvedimento passato in questa sede consigliare. È stato individuato in accordo col sindaco di Conegliano il responsabile della SUA, che è il vittoriese ingegner Mario Bortolot, già dipendente di questo ente, attualmente in forza al Comune di Conegliano. Coadiuvato per quanto riguarda il Comune di Vittorio Veneto dall'ingegner Tonon e dalla signora Di Bernardo e per il Comune di Conegliano anche dalla dottoressa Leiballi. Il 1° gennaio comincerà la nuova gestione del Teatro da Ponte. Ringrazio qui davanti a tutti per la sua opera svolta il signor Moreno De Negri, che ci si augura continui a collaborare con la nuova gestione che in seguito a gara esperita con un sensibile risparmio di spese è stata assegnata alla Assogroup SAS di Pordenone. Vi comunico poi che in data 22 ultimo scorso, 22 dicembre, è stata posta in liquidazione, così come da decisione di questo Consiglio Comunale, la ATM Servizi SRL. In attuazione di questa decisione si è provveduto all'alienazione delle quote della Mesulana Servizi tramite cessione al socio di minoranza al prezzo di 286.000 euro della quota. A seguito della stessa risultano liberate riserve da rivalutazione della partecipazione per euro 145.425. Tali riserve sono però in sospensione d'imposta e quindi devono essere assoggettate a tassazione in caso di distribuzione per via ordinaria. Al fine di garantire la convenienza delle operazioni di dismissione della società si è ritenuto utile interpellare un tributarista esperto in società partecipate. Per garantire la possibilità di beneficiare delle particolari condizioni agevolative previste dalla legge di stabilità 2015 in tema di esenzione d'imposta nei casi di dismissione di società partecipate, si è verificata la necessità di mettere in liquidazione la società entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi è stata convocata un'assemblea per il 22 per procedere appunto alla messa in liquidazione e alla nomina del liquidatore della società. Successivamente alla messa in liquidazione vi è quindi la necessità di cedere i beni non liquidi presenti attualmente nell'attivo patrimoniale e tali beni sono costituiti dall'immobile in via Vittorio Emanuele II, attualmente adibito principalmente ad autorimessa di MOM SPA, un immobile in Viale della Vittoria adibito a sede dello IAT e le quote della Intermodale Vittoriese SRL. A questo punto c'è tutto il tempo per procedere a questa operazione. Poi comunico che per ricordare il compianto e notissimo maestro, compositore, direttore, didatta Efrem Casagrande, ci sarà un concerto omaggio che si terrà al nostro Teatro Lorenzo da Ponte
concerto ovviamente al quale tutti sono invitati, il 9 gennaio 2016 alle 20:45 avremo in questa felice occasione la possibilità di avere il nostro, fra virgolette, quasi concittadino, nel senso che ha studiato presso il nostro liceo, e Grandissimo Basso, che è stato diretto da nomi come Abbado, Karajan, Mutti, Furtwängler, il nostro quasi conterraneo Ferruccio Furlanetto, che ha aderito a questo invito avendo studiato col maestro Efrem Casagrande. Parteciperanno anche il soprano Elisabetta Farris, il coro Ana, e al pianoforte avremo un'altra vittoriese che è la didatta, maestra di tanti cantanti, Enza Ferrari. Ovviamente credo sia un'occasione straordinaria per avere in città questo nostro grande basso, e ovviamente non solo i consiglieri comunali ma tutti i cittadini sono invitati. Per altre comunicazioni passo la parola al vice sindaco. Grazie. Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, la prima delle comunicazioni riguarda l'edilizia scolastica. Abbiamo partecipato come comune al bando promosso dal governo per avere dei finanziamenti per quanto riguarda le indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle scuole, e appunto comunico che siamo risultati assegnatari dei finanziamenti richiesti per tutte e 4 le scuole di cui abbiamo chiesto appunto il finanziamento, per un totale di 25.000 euro su circa 32.000 euro di spesa complessiva prevista. Le 4 scuole sono la scuola primaria Paravicini, la scuola primaria Ugo Costella, la scuola primaria Pascoli e la scuola primaria Marco Polo. E sempre per quanto riguarda l'edilizia scolastica, comunico che per quanto riguarda la scuola di Carpesica e il mutuo che siamo andati a contrarre, la Cassa Depositi e Prestiti ci ha inviato tramite PEC il contratto appunto di mutuo per 400.000 euro relativo a ai lavori della scuola materna di Carpesica, che quindi possono avere concreta attuazione. Proseguo facendo una comunicazione per quanto riguarda la rotatoria di via della Bressana. Nell'ultimo Consiglio Comunale infatti erano state richieste informazioni al di fuori dell'ordine del giorno in merito appunto a questa rotatoria, e avevo assunto l'impegno di comunicare, di rispondere appunto nel successivo Consiglio Comunale, quindi intervengo oggi. Allora, la bretella che collega il casello di Vittorio Veneto Sud a via Matteotti è stata realizzata in seguito alla sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso e il Comune di Vittorio Veneto, in data 15 febbraio 2005, e costituiva il primo stralcio di un progetto complessivo che prevedeva il collegamento anche con la zona industriale in viale Mattei. La realizzazione degli svincoli a rotatoria, le opere complementari e il completamento della viabilità erano oggetto di un secondo stralcio dei lavori. Il primo stralcio dei lavori, progettato dalla provincia di Treviso, è stato realizzato in 2 fasi. La prima da via Matteotti a via della Bressana, a totale carico di soggetti privati, e la seconda da via della Bressana a via Giardino, quindi al casello Vittorio Veneto Sud, è stata appaltata dalla provincia di Treviso e realizzata dall'impresa Monti di Auronzo di Cadore, e prevedeva un importo complessivo di 7,5 milioni finanziato nel seguente modo: 5 milioni di euro da parte della Regione del Veneto, 1 milione di euro da parte della provincia di Treviso e 1,5 milioni di euro da parte del Comune di Vittorio Veneto. La prima fase è stata completata e collaudata già nel 2008, la seconda è stata conclusa e collaudata il 28 febbraio 2013. Dalla relazione acclarante, sottoscritta il 13 agosto 2015 dal responsabile del procedimento, architetto Lucio Bottan della provincia di Treviso, si evince che l'importo effettivamente speso per realizzare l'opera è di euro 7.128.772,32 a fronte dei 7,5 milioni di euro previsti. La stessa relazione acclarante richiedeva alla Regione di non radiare la quota di cofinanziamento stanziato e non speso, pari a euro
245.108 circa, ma di mantenerlo oltre il 31/12/2015 per poterlo appunto utilizzare per il cofinanziamento della rotatoria con via della Bressana. La provincia di Treviso aveva già espressamente avanzato tale richiesta il 4 novembre 2014 alla Regione ed ha rinnovato la richiesta il 28 agosto 2015, inviando alla Regione appunto la relazione acclarante. Da informazioni assunte anche in questi giorni presso la provincia, la Regione Veneto non ha riscontrato alle note della provincia stessa. Ritenuto che la realizzazione della rotatoria sia necessaria per garantire la sicurezza, il Comune aveva deciso di mettere a disposizione le aree necessarie all'esecuzione delle opere. Quindi con deliberazione consigliare numero 42 del 30 dicembre 2013 aveva approvato ed accettato gli impegni irrevocabili di cessione degli immobili interessati dalla rotatoria, impegnando le risorse necessarie. Successivamente gli uffici hanno quindi proceduto con la definizione degli accordi, redigendo frazionamenti, variazioni catastali e predisponendo gli schemi dei contratti di compravendita. Ribadito quindi che la stazione appaltante è la provincia di Treviso, che ha già predisposto il progetto esecutivo, allo stato attuale, fintanto che la Regione non formalizza il suo assenso all'utilizzo delle risorse residue, non è possibile procedere con la realizzazione dell'opera. Ecco, questo quindi è lo stato dell'iter di realizzazione della rotatoria di via della Bressana. Passo adesso la parola alla collega di Giunta, Barbara De Nardi, per ulteriori comunicazioni. Grazie. Buonasera a tutti. Il Comune di Vittorio Veneto ha concorso a un bando regionale per l'edilizia residenziale pubblica, risultando primo in graduatoria e ottenendo quindi un contributo di 400.000 euro per riqualificare 5 appartamenti di una palazzina in via del Pretorio e ricavarne alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando prevedeva un contributo di 50.000 euro per alloggio. Nella palazzina il Comune era proprietario di 5 grandi appartamenti sui 6 esistenti e essendo cambiata la domanda sociale, passando da famiglie numerose a nuclei familiari unipersonali o con madri e figli piccoli o comunque di poche persone, abbiamo pensato di ridurre la metratura degli appartamenti ricavando 8 appartamenti più piccoli dai 5 iniziali. L'intervento prevede la sostituzione delle caldaie, degli impianti elettrici e sanitari, dei serramenti e la posa dei cappotti per il risparmio energetico. Gli appartamenti, attualmente vuoti, erano stati inseriti nel piano delle alienazioni del 2015. Stante questa novità, verranno evidentemente tolti da quello del prossimo anno. L'assegnazione verrà fatta secondo la graduatoria comunale seguita dall'ufficio casa dei servizi sociali. In una sola notizia abbiamo 3 motivi quindi di soddisfazione. Primo, perché si riqualifica uno stabile di proprietà comunale al momento inutilizzato. Secondo, perché si ricavano alloggi di edilizia residenziale pubblica rispondendo alla domanda della popolazione vittoriese in difficoltà. E terzo, perché si riqualifica e rivitalizza uno stabile vicino al centro storico di Ceneda che vogliamo riportare all'antico splendore. A nome della città rivolgiamo infine il nostro applauso agli uffici comunali che ancora una volta sono riusciti a aderire con successo a un bando di finanziamento pubblico, portando a casa fondi che ci permettono, negli attuali rigori di bilancio, di realizzare un intervento significativo. L'Anfas Onlus Sinistra Piave ha avuto in comodato d'uso gratuito per 4 anni dal Comune di Vittorio Veneto un appartamento presso il complesso Le Filande, in via della Seta, per la realizzazione di un progetto chiamato Anche questa è vita, cofinanziato dal Centro Servizi di Volontariato di Treviso e col partenariato del Comune di Vittorio Veneto, dell'US 7, della cooperativa Fende, dell'Associazione Lucia Schiavinato e il coordinamento di disabilità dell'US 7. Il progetto consiste nel permettere a 6 persone con disabilità medio-lieve, frequentanti i centri diurni di Vittorio Veneto, di fare esperienza di autonomia nei fine settimana. Le persone disabili saranno seguite da educatori specializzati al fine di stimolare e accrescere le loro capacità individuali, per permettere una graduale indipendenza dalla famiglia e sperimentare la convivenza in ambiente extrafamiliare con persone estranee. Sarà un'occasione di crescita anche per i familiari affrontare gradualmente il distacco dai propri figli. L'accoglienza delle persone disabili ospitate nell'appartamento è iniziata nel fine settimana dell'11-12 dicembre e il progetto proseguirà fino all'autunno.
Non si tratta semplicemente di aver concesso in uso gratuito a un'associazione un bene della collettività. Il Comune partecipa in questo modo a un progetto importante che consente a persone in difficoltà e alle loro famiglie di percorrere la strada dell'autonomia. Un appartamento di proprietà comunale vede così la propria piena realizzazione di utilità sociale. Grazie. Allora saluto i consiglieri Gian Antonio Darè e Adriano Botteon che sono rientrati nel frattempo. Botteon aveva appena avvertito, stavamo dando la comunicazione, è stato più veloce di noi. Vedo delle prenotazioni. Ne vedo ancora. Ma a proposito di? Cioè. Allora, punto numero 2 all'ordine del giorno. Vedo però altre prenotazioni, allora chiariamo un attimo nell'ordine. Nell'ordine si era prenotato prima, non so a che titolo, il consigliere Posocco, prego. Sì, grazie Presidente. Io avrei una mozione da presentare, una mozione d'ordine, se è possibile. Beh, è nel suo pieno diritto, Ok. ai sensi dell'articolo 23. Sì. Posso procedere 23? nella lettura? 23, sì. Prego. Grazie. La mia mozione d'ordine riguarda ha come oggetto il rifacimento in autotutela del Consiglio del 30 novembre 2015. Allora, gentile Presidente, avrei prima di iniziare una questione preliminare, accessoria rispetto all'approvazione del verbale di cui al Consiglio precedente. Mi riferisco alla vicenda che ha coinvolto il consigliere Fasan, o meglio, che non ha coinvolto il consigliere Fasan. A riguardo avrei una mozione d'ordine, anche per prevenire ulteriori mancanze in questo senso che si sono già verificate. A proposito, preso atto che anche dei controlli che ho svolto personalmente presso gli uffici ho potuto riscontrare che, in effetti, non vi sia mai stata alcuna formale notifica al consigliere nelle precise forme previste dal regolamento consigliare e che gli argomenti trattati allo scorso Consiglio erano oggettivamente complessi e di notevole importanza e che, dunque, il competente apporto di conoscenza ed esperienza del consigliere Fasan sarebbe certamente stato determinante ai fini di una corretta formazione della volontà del Consiglio tutto, chiedo formalmente che in via di autotutela venga rifatto l'intero Consiglio precedente, o meglio che vengano ritrattati e rivotati dopo adeguata discussione i punti all'ordine del giorno del 30 novembre 2015. Ovviamente, questa volta, previa effettuazione di tutte le necessarie notifiche ai consiglieri. Ciò al fine di scongiurare le azioni giudiziarie che il consigliere Fasan, forte anche di alcune sentenze emanate dai tribunali amministrativi in vicende del tutto similari, ha già paventato a sacrosanta tutela del proprio diritto soggettivo di consigliere. È peraltro evidente che se il consigliere Fasan dovesse, come mi pare certo, avere successivamente ragione, anche in considerazione del fatto che da sempre tutte le notifiche sono sempre state effettuate con la imprescindibile e necessaria sottoscrizione del diretto interessato o comunque per mano di un suo familiare o conoscente a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto, le conseguenze negative per il Comune sarebbero notevoli in termini di annullamento di tutti gli atti illegittimamente adottati, per cui invito davvero tutti ad una serena e obiettiva riflessione circa l'assoluta necessità di rifacimento in autotutela del Consiglio del 30 novembre scorso. Chiedo pertanto che venga messa in votazione la necessità che si preveda in via di autotutela all'integrale ritrattazione di tutti i punti all'ordine del giorno del 30 novembre 2015, previo annullamento delle delibere adottate in mancanza di evidente invio di comunicazione dell'organo. Grazie. Allora, consigliere Posocco, Sì. io evidentemente l'ho lasciata parlare per correttezza, però questa sua mozione
riguarda il funzionamento dello scorso Consiglio Comunale, quindi non riguarda questo Consiglio Comunale, quindi secondo me non è pertinente, non può essere ammessa, perché non c'è, lei non ha... Allora, la mozione d'ordine che viene presentata nel corso della seduta riguarda il funzionamento interno dell'organo collegiale, questioni di procedura, ma di questo Consiglio, di quello che stiamo portando avanti, di quello iniziato in questo 29 dicembre 2015. E quindi lei mi sta dicendo, Presidente, scusi, che in questo senso l'articolo 23 riguarda solo la... perché, mi scusi, io pensando, siccome viene approvato il verbale del Consiglio in questi giorni, di fare cosa buona e giusta, fra virgolette, portare questa mozione. Non credo che sia accettabile in questi termini, sono sincero. Allora, lei io gliela consegno questa, perché la presenterò eventualmente come mozione d'ordine al prossimo, cioè come mozione al prossimo Consiglio. Lei ha tutti gli strumenti che le vengono messi a disposizione dal regolamento e quindi... Le lascio la copia firmata. Lei ha tutto il diritto di lasciarla sicuramente. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Punto numero 2 all'ordine del giorno, recesso del Comune di Vazzola dal sistema bibliotecario del Vittoriese. Sì, chiariamo prima, giustamente mi fa notare l'assessore consigliere Sant'Antonio per la domanda e poi anche consigliere D'Arè, però appunto sono costretto a annullare le vostre richieste. Avrà allora no, sono costretto a non darvi allora rispettiamo non è mia intenzione non dare la parola ai consiglieri, ma in questo caso sulle comunicazioni non è prevista la parola, non è previsto il dibattito. Allora, do la parola. Beh, ma dica pure. Ma sicuramente sarà messa agli atti, chiaramente. Allora, la parola all'assessore Uliana, prego. Grazie e buonasera a tutti. Prendiamo atto che nel sistema bibliotecario del Vittoriese dal 1 gennaio del 16 non ci sarà più il contributo del Comune di Vazzola. Abbiamo preso atto del recesso di questo Comune. La domanda di recesso che è giunta già a giugno di quest'anno. Un po' più vicina. Un po' più vicina. Quindi la quota che il Comune di Vazzola nel 2015 versava al sistema bibliotecario del Vittoriese di 4.266 euro non verrà più introiettata dal Comune di Vittorio Veneto. Questa quota però, se non interessa a nessuno, io... Grazie. Allora, dicevo che abbiamo preso atto del recesso del Comune di Vazzola dal sistema bibliotecario del Vittoriese, quindi verranno a mancare questi 4.266 euro, i quali però, trattandosi del bilancio del sistema bibliotecario del Vittoriese, che è in sostanza una partita di giro, in realtà non sono una perdita, ma le varie spese verranno chiaramente
allineate a quella che è il mancato introito da parte del Comune di Vazzola. Non credo che ci sia neanche da... C'è qualcuno che vuole intervenire in merito? Metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, recesso del Comune di Vazzola dal sistema bibliotecario del Vitoriese. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere De Re? Non partecipa alla votazione. Allora, riepiloghiamo i risultati. Allora, 10 voti favorevoli, 4 astenuti e quindi 10-14, consigliere De Re non partecipa alle votazioni. Astenuti Posocco, Fasan, Sant'Antonio e Saracino. De Re non partecipa, quindi 14, 10 più 4, 14 più 1, 15, giusto? Scrutatori, mi confermate? Perfetto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Scusate un attimo. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato, 10 favorevoli, 4 astenuti e il consigliere De Re non partecipa alla discussione. Stesso risultato, la delibera quindi è approvata ed è approvata anche l'immediata eseguibilità. Possiamo passare al punto numero 3 all'ordine del giorno, presentazione del documento unico di programmazione DUP 2016-2018. Qui abbiamo avuto modo di illustrare la posizione di questa amministrazione nei confronti di questo documento. La normativa impone che sia presentato entro fine 2015, entro 31 dicembre 2015, e che sia eventualmente aggiornato entro il 28 febbraio 2016. Noi abbiamo ritenuto, credendo di assumere la posizione più garantista, di non approvare contestualmente alla presentazione questo documento, perché si tratta di un documento molto complesso. In provincia alcuni comuni hanno fatto un po' di tutto, hanno presentato e approvato nella stessa seduta, hanno approvato la presa d'atto del DUP che corrisponde a una sua approvazione. Noi abbiamo ritenuto, trattandosi appunto di un documento piuttosto complesso, di fare la presentazione tecnica del documento, di lasciare un congruo periodo per le eventuali osservazioni, un periodo di 20 giorni, quindi con scadenza naturale al 18 gennaio, affinché i consiglieri, se lo vogliono, se lo desiderano, possano presentare le osservazioni. E quindi è presumibile che tra gennaio e la fine di febbraio il documento sia approvato. A questo punto io do la parola all'assessore Napoli per una breve presentazione, dopodiché faremo una proiezione tecnica e spiegheremo le varie parti del documento. Prego, Assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo è un documento nuovo rispetto, come dire, ai tradizionali documenti legati alla costruzione del bilancio.
Questo documento si chiama Documento Unico di Programmazione, DUP, che è proprio, diciamo così, il legame fra il programma elettorale e il programma di mandato e poi gli obiettivi e le azioni concrete che si vanno a fare, che si vanno a concretizzare. Quindi diciamo che per la prima volta viene costituito un legame reale fra i programmi elettorali e poi le azioni amministrative che si vanno a fare. Quindi stasera faremo appunto questa presentazione di natura tecnica sostanzialmente, con una lettura che farò io e poi una presentazione così con delle slide che può aiutare a capire meglio la struttura del documento e agevolarne la comprensione per favorire poi l'eventuale produzione di eventuali diciamo così, proposte integrative, migliorative o quant'altro sarà ritenuto dai consiglieri. Allora, il decreto legislativo numero 118 del 23/6/2011 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Tale nuovo sistema di contabilità ha previsto che a partire dall'esercizio 2016 la programmazione del bilancio deve essere rappresentata nel documento unico di programmazione, DUP, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e che rappresenta l'atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Il DUP è un documento autonomo, non più allegato al bilancio, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Il principio contabile che disciplina tale documento non definisce un modello formale da seguire, ma ne prevede la struttura e i contenuti minimi. Il DUP deve contenere due sezioni: la sezione strategica, SES, che sviluppa e concretizza la linea programmatica di mandato e individua, in coerenza col quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, analizzando le relazioni esterne ed interne dello stesso, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa, SEO, che è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella sezione strategica e contiene la pianificazione per un arco temporale di 3 anni. Per il Comune di Vittorio Veneto il 2015 rappresenta il primo anno di adozione del nuovo strumento di programmazione 2016-2018 e si è deciso di procedere alla sua stesura sulla base dei contenuti essenziali previsti dalla legge, tenuto conto degli strumenti di programmazione strategica già approvati. Dopo la previsione di bilancio 2016-2018, il DUP verrà aggiornato con i dati previsionali come previsto dalle nuove regole della programmazione, detta nota di aggiornamento del DUP. Nel corso della gestione il DUP potrà essere appositamente adeguato al fine di diventare un vero e proprio piano strategico. Quanto alla competenza, l'articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267/2000, TUEL, stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 ottobre 2015, il termine per la presentazione del DUP, differito al 31 ottobre, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2015. Lo stesso decreto ha fissato al 28 febbraio il nuovo termine per l'eventuale nota di aggiornamento del DUP e al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016. Il DUP è stato quindi approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione numero 230 del 21/12/2015. Nella delibera di Giunta è stato previsto, in attesa della modifica del regolamento di contabilità, che il documento approvato venga presentato al Consiglio, venga consegnato ai consiglieri comunali col termine di 20 giorni
decorrenti dalla data della presentazione della presente seduta per eventuali osservazioni e venga successivamente approvato dal Consiglio Comunale e che l'eventuale schema della nota di aggiornamento al DUP venga poi presentata contestualmente allo schema di bilancio di previsione con successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale contestualmente a quella del bilancio di previsione. Grazie, Assessore Napoli. Allora, se possiamo procedere con la presentazione. Dottoressa Costalonga, prego. Dottoressa Giorgia Alvassore, credo che manovri il computer. La dottoressa Costalonga illustra i punti essenziali del documento. No, tranquillo, mi sposto dopo. Qualche problema tecnico? Ok, noi ci spostiamo. No, vabbè, dai, sta prima un attimo sul. Dove qua? Comincio? Posso procedere? Sì, aspetta. Ok, aspetta, che io devo andare qua però. Ecco. No, se è staccato là. Parto io, Vai. Buonasera a tutti. Allora, come ha anticipato appunto l'assessore al bilancio, questa sera viene appunto presentato questo documento unico di programmazione. L'obiettivo principale del processo di armonizzazione, che per noi è iniziato quest'anno con la presentazione di del bilancio armonizzato, sia pure a fini conoscitivi, procede ora appunto con la presentazione di questo documento unico di programmazione. È la principale innovazione, se vogliamo, di questo processo di armonizzazione che per alcuni comuni è iniziato alcuni anni fa, perché appunto erano comuni sperimentali, mentre per il comune di Vittorio Veneto inizia nel 2015, ma in realtà inizia con l'approvazione poi del bilancio armonizzato nel 2016. Il documento unico di programmazione è appunto la principale innovazione e il legislatore ha utilizzato il termine documento unico proprio perché ha voluto riunire in un solo documento posto a monte del bilancio di previsione finanziario le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio, del PEG e poi la loro successiva gestione. Il DUP, appunto, come è già stato detto dall'assessore al bilancio, non è più un allegato rispetto alla relazione previsionale programmatica, non è più un allegato del bilancio, ma ne costituisce il presupposto indispensabile. Per
perché va a definire quelle che sono le linee strategiche dell'ente, su cui poi si basano quelle che sono le previsioni finanziarie contenute nel bilancio. Questo significa poi che tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere coerenti con le previsioni del DUP, tant'è che il testo unico degli enti locali, quando parla di DUP, dice anche che nel regolamento di contabilità, che dovremo poi modificarlo, dovranno essere previsti addirittura i casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del DUP. Questo dà quindi, diciamo, l'idea dell'importanza di questo documento. Cambia anche la tempistica rispetto al passato, o meglio rispetto alla relazione previsionale programmatica. Infatti, a parte, diciamo, questa prima fase che ha previsto la scadenza, che è stata un attimo prorogata, prima al 31 di ottobre e adesso al 31 di dicembre, dal prossimo anno e quindi poi per gli anni successivi, il DUP dovrà essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni, ed entro il 15 novembre la Giunta, ovviamente di ogni anno, la Giunta deve presentare al Consiglio lo schema di bilancio, di previsione e eventualmente la nota di aggiornamento del DUP. Ciò premesso, quindi, andiamo un attimo ad illustrare questo documento un po' complesso, che ovviamente è una novità per voi, però ha rappresentato una novità anche ovviamente per l'amministrazione e anche, diciamo, per gli uffici. Il DUP, come è stato detto, non ha un modello imposto dal legislatore. Il legislatore, con i principi contabili, ne ha stabilito però sostanzialmente, diciamo, il contenuto e ha stabilito alcuni principi. Il DUP quindi si articola in due sezioni, una sezione strategica e una sezione operativa. La sezione strategica, come appunto è stato detto, contempla la durata del mandato, quindi 2016-2019, mentre la sezione operativa contempla il periodo triennale, quindi 2016-2018, che poi ogni anno andrà praticamente a slittare e quindi ad allungare il termine, che però sarà sempre su base triennale. Allora, come detto, appunto, la sezione strategica sviluppa quelle che sono e concretizza quelle che sono le linee programmatiche e individua coerentemente con il quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'ente. La sezione strategica ovviamente è condizionata e influenzata da una serie di condizioni esterne e di condizioni interne. Allora, senza soffermarmi troppo, diciamo, su questi aspetti, io direi di leggere un attimo quelle che sono le condizioni esterne che vanno a influire sulla sezione strategica, che sono sostanzialmente gli obiettivi che vengono individuati, diciamo, dal governo. Preciso ovviamente che quando siamo andati a predisporre questo documento non eravamo ancora in presenza della legge di stabilità per l'anno 2016 e quindi è chiaro che quando andremo a fare l'eventuale nota di aggiornamento dovremo ovviamente tener conto delle eventuali novità introdotte dalla legge di stabilità. Quindi viene influenzato ovviamente da quelli che sono gli obiettivi del governo, deve ovviamente tener conto come condizione esterna della popolazione, della situazione demografica, del territorio e pianificazione territoriale, della struttura e erogazioni dei servizi, ovviamente dell'economia locale, di eventuali accordi di programma negoziati che sono in essere o che verranno stipulati, e ovviamente deve monitorare quelli che sono i flussi finanziari. Quindi bisogna tener conto ovviamente del grado di autonomia, del grado di rigidità del bilancio. Le condizioni interne invece sono quelle condizioni
proprie dell'ente, quindi sostanzialmente rientrano in questa categoria le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, perché ci sono alcuni servizi gestiti direttamente dall'ente, esempio l'asilo nido, oppure altri servizi, e servizi che invece sono gestiti attraverso enti strumentali o società partecipate, tipo ad esempio, non so, mi viene in mente la gestione delle farmacie comunali. Sempre quello che va a influenzare come condizione interna che influenza ovviamente gli obiettivi strategici sono ovviamente i tributi, la politica tributaria e tariffaria che l'ente pone in essere, il patrimonio che la gestione del patrimonio, la capacità di indebitamento, ovviamente le risorse umane e quindi la gestione del personale, e ovviamente deve tener conto anche della coerenza e della compatibilità del patto di stabilità interno. Tutti questi elementi devono essere tenuti conto nella elaborazione degli indirizzi strategici. Allora, per la redazione di questo documento, di questo documento unico di programmazione, siamo quindi partiti dal programma di mandato. Dal programma di mandato del sindaco sono stati individuati 7 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Queste linee strategiche sono state appunto individuate nella partecipazione e trasparenza e comunicazione, un'organizzazione al servizio dei cittadini e dell'impresa. Sono state individuate nel innovare il comune, quindi l'innovazione del comune, nella valorizzazione e valorizzare e razionalizzare le risorse. 4. Territorio e ambiente, la città che si muove. Formazione, cultura e giovani quali risorse per il futuro della città. 6. Welfare di comunità per una città equa e solidale. E 7. Vittorio Veneto, città del turismo e del fare impresa. Da queste linee di mandato sono stati quindi ricavati gli obiettivi strategici che sono stati collegati con le varie missioni. Le missioni sono indicate dal decreto legislativo. Vi è stato infatti consegnato prima un elenco, e sono l'elenco delle missioni previste appunto dal decreto legislativo 118/2011. All'interno di queste missioni vi sono i singoli programmi. Le missioni descrivono sostanzialmente gli ambiti di intervento ai quali sono collegati alcuni programmi. Anche i programmi sono indicati sempre dal decreto legislativo 18, per cui nell'elenco che vi è stato appunto fornito per rendere più leggibile il DUP troverete che c'è l'indicazione della missione, e all'interno delle missioni c'è l'articolazione dei vari programmi. Non tutte le missioni sono state utilizzate nel DUP da noi predisposto, perché alcune riguardano lo Stato, alcuni programmi poi all'interno delle missioni sono proprie delle regioni, per cui abbiamo focalizzato il DUP e costruito il DUP sulla base calato ovviamente sulla realtà del comune di Vittorio Veneto. Ritornando quindi agli obiettivi strategici, per ogni missione abbiamo individuato almeno un obiettivo strategico.
almeno uno, trovate alcune missioni che ad esempio hanno più di un obiettivo strategico. Ad esempio la missione 1, che è la missione un attimo più diciamo complessa, perché va a comprendere una serie di programmi anche diciamo un po' diversi, per la quale sono stati individuati 7 obiettivi strategici. E poi abbiamo la missione 6 che appunto che ha 2 obiettivi strategici, e anche la missione 12. Allora, farei una breve carrellata sugli obiettivi diciamo strategici e poi collegati diciamo con le singole missioni. Allora, il primo obiettivo, collegati con la missione 1, e la missione 1 sostanzialmente è la missione che comprende diciamo servizi generali, servizi, infatti se voi andate a vedere un attimo i programmi che sono collegati su questa missione, abbiamo appunto gli organi istituzionali, la segreteria generale, la gestione economica finanziaria, la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'ufficio tecnico, le elezioni, la statistica e i sistemi informativi, risorse umane e altri servizi generali, quelli che ovviamente interessano il Comune di Vittorio Veneto. Quindi è una missione diciamo abbastanza complessa. Per questa missione sono stati appunto individuati come obiettivi strategici l'obiettivo 1, è stato individuato appunto 1.1, partecipazione, puntare ad una maggiore interazione con i cittadini, le cui finalità e i risultati diciamo da raggiungere sono proprio quelli, sono appunto quelli di essere un'amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni, accoglie le proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e da altri soggetti che operano sul territorio, e proprio a tale scopo ha come obiettivo, operativo, poi andremo a vedere gli obiettivi operativi, l'attivazione e la valorizzazione dei consigli di quartiere, che si ricollega appunto al programma di mandato. Un altro obiettivo strategico che è stato individuato sempre per la missione 1 è partecipazione, puntare ad una maggiore trasparenza e legalità, apriamo il comune ai cittadini. Quindi anche qui la finalità è quella appunto di dare una concreta attuazione al principio di trasparenza nei processi amministrativi e politici in ambito comunale e diffondere la cultura della legalità e delle buone pratiche. È stato individuato un terzo obiettivo strategico, che è la comunicazione, diffondere in modo chiaro e rapido le informazioni utili ai cittadini. Quindi si vuole porre particolare importanza alla comunicazione attraverso le attività appunto di informazioni in modo da far diventare appunto diciamo il comune un'organizzazione capace di dare attuazione al proprio mandato con un maggior livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e dell'impresa, e quindi si vuole porre attenzione alla cura della comunicazione per appunto per consentire al cittadino fruitore di comprendere, utilizzare le iniziative e tutto ciò che il comune, cioè che l'amministrazione fa nell'arco appunto del periodo del mandato. Altro obiettivo strategico è stato individuato in una pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente, potenziare e innovare i servizi ai cittadini con meno burocrazia. Quindi l'attenzione è l'innovazione del comune attraverso un'innovazione organizzativa, normativa, amministrativa e tecnologica. Quindi l'attenzione, meglio le finalità, sono rivolte a adeguare l'organizzazione comunale alle nuove strategie, ai nuovi programmi dell'amministrazione, valorizzare il lavoro interno all'amministrazione, razionalizzare i processi e i prodotti, sviluppare la cultura digitale dell'organizzazione. Altro obiettivo strategico, la governance di organismi e società partecipate, perché questa l'ente ovviamente partecipa in varie società e quindi non si può ovviamente prescindere da un intervento anche nell'ambito delle partecipazione, anche perché
dobbiamo attivare anche, diciamo, dei sistemi di controllo previsti appunto ed imposti, previsti anche dal nostro regolamento, dei controlli sulle società partecipate, e questo si inserisce anche in quel processo di razionalizzazione delle società che è già iniziato appunto con la dismissione delle partecipazioni che non sono più indispensabili per l'amministrazione e cioè per le finalità istituzionali dell'ente di cui appunto prima è stato illustrato. Altro obiettivo strategico, sempre relativo a questa missione, sono politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa, puntare a strategie che gravitino il meno possibile sui cittadini e sulle imprese. Per cui ovviamente lo sforzo che sarà fatto sarà quello di rendere i bilanci sempre più chiari, fruibili e comprensibili, rispettare il patto di stabilità e trovare un equilibrio anche tra l'onere fiscale che viene chiesto al cittadino e i servizi che produce il comune. Cercando anche di riorganizzare e di attuare una politica fiscale che non vada ad indebolire i servizi, ma anzi punti a processi di razionalizzazione, di riorganizzazione, anche rafforzando un'eventuale lotta all'evasione. Altro obiettivo che è stato individuato, che rientra sempre nella missione 1, è la valorizzazione del patrimonio immobiliare, che prevede appunto la dismissione di quegli immobili che non sono più necessari per l'ente, per le finalità istituzionali, e una valorizzazione invece di quelli che sono ovviamente utilizzati a fini istituzionali oppure per altre finalità dall'ente stesso. Questa è quindi, diciamo, la missione 1. Altro obiettivo strategico allora la missione la missione 1 è stata quindi, diciamo, sviluppata in questi programmi, per cui all'interno, diciamo, di ogni programma poi troverete che sono sviluppati più obiettivi operativi. La missione 2, che era quella della giustizia, non è stata interessata, cioè non è interessata da alcun obiettivo. La missione 3 è invece la missione relativa all'ordine pubblico e sicurezza. L'ordine pubblico e sicurezza che prevede un obiettivo strategico che è il miglioramento dell'attività di controllo del territorio, quindi qui ovviamente l'attenzione viene posta, cioè come obiettivo strategico, un miglioramento appunto dell'attività e di controllo del territorio, quindi potenziamento del controllo del territorio attraverso delle iniziative di riorganizzazione della struttura comunale volte a liberare risorse interne alla polizia locale da reimpiegare nei pattugliamenti. Sempre altro obiettivo strategico collegato all'indirizzo strategico del territorio e ambiente è la valorizzazione e promozione del territorio quale motore di sviluppo. Questo è collegato con la missione 8. La missione 8 è appunto assetto del territorio e dell'edilizia abitativa. Questa missione interessa la gestione del territorio e l'urbanistica e quindi qui l'indirizzo, l'obiettivo strategico è stato appunto individuato nella valorizzazione degli elementi qualificanti della città, dell'abitare e del produrre. Quindi si prevede una ridefinizione della destinazione urbanistica delle grandi aree dismesse, sia militari che industriali, che concorrono a riqualificare l'assetto urbano, evitando episodi di degrado e favorendo invece processi di sviluppo. Altro indirizzo strategico
collegato sempre alla linea di indirizzo strategico territorio e ambiente, la città che si muove, è la valorizzazione e sviluppo e tutela dell'ambiente, che è collegato con la missione 9. La missione 9 quindi prevede un obiettivo strategico, sviluppo e tutela dell'ambiente, dove la finalità è appunto quello di proseguire nelle attività finalizzate alla realizzazione della città green e smart, qualità della vita e del buon vivere, valorizzando la qualità dell'ambiente cittadino e collinare. Dove siamo arrivati? Altro obiettivo strategico, mobilità sostenibile, che è collegato con la missione 10. La missione 10 riguarda appunto trasporti e diritti alla mobilità. Qui è stato individuato come obiettivo strategico mobilità sostenibile, che quindi prevede come finalità continuare a potenziare l'utilizzo da parte dei cittadini e dei turisti dei mezzi pubblici di trasporto, migliorando la qualità del servizio, orari, linee, fermate, la qualità degli spazi, mettere in sicurezza gli assi viari esistenti, anche rivedendo l'attuale sistema della circolazione e aggiornando il PUT, il piano urbano del traffico, riqualificare e implementare la rete dei percorsi ciclopedonali protetti sia in ambito urbano che per il collegamento col territorio circostante. Altro obiettivo strategico, sviluppo di una cultura di protezione civile, collegato con la missione 11 che riguarda il soccorso civile. Qui la finalità è appunto quella, cioè si vuole appunto conseguire quale finalità? Assicurare una gestione più efficace e completa per eventuali emergenze. E quindi qui si esaurisce il punto 4. Scusa, il 2 l'abbiamo già fatto. 2? Sì, 1, 2 e 3 erano tutti con la missione. Okay. Altri obiettivi strategici collegati alla linea di indirizzo cultura, giovani, quali risorse per il futuro della città, sono collegati alla missione 4, 5, 6 e 15. Allora, per la missione 4, che è istruzione e diritto allo studio, è stato individuato un obiettivo strategico: sviluppare e promuovere la vocazione scolastica della città, potenziando l'offerta formativa degli istituti esistenti. Questa missione prevede sia interventi sul patrimonio, diciamo sugli immobili destinati all'attività scolastica, sia programmi relativi proprio al diritto allo studio, diciamo, all'offerta formativa appunto degli istituti esistenti, alla vocazione scolastica. Per cui qui è stato individuato come obiettivo strategico sviluppare e promuovere la vocazione scolastica della città, potenziando l'offerta formativa degli istituti esistenti, che prevede sia una riqualificazione e mettere in sicurezza gli edifici scolastici, per cui poi vedremo negli obiettivi operativi che viene posta l'attenzione sulla messa in sicurezza di alcune scuole, sia intervenire con programmi che vanno a potenziare appunto l'offerta formativa di questa vocazione scolastica. Quindi, ad esempio, è stato previsto rendere efficace un tavolo permanente con i dirigenti scolastici delle varie scuole del territorio, finalizzato alla programmazione di politiche a sostegno del diritto allo studio, promuovere l'offerta di nuovi servizi funzionali alle esigenze degli utenti e favorire rapporti di collaborazione tra scuole e territorio. Altro obiettivo strategico, sempre nell'ambito della cultura, la cultura come strumento di valorizzazione del territorio di Vittorio Veneto e di promozione per lo sviluppo, collegato alla missione
5, che è valorizzazione di beni e attività culturali. Anche qui è una missione che comprende sia interventi su immobili, su edifici, sia quindi sul patrimonio archeologico, architettonico e quindi diciamo interventi di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico, culturale, sia ovviamente tutti quei programmi che riguardano la cultura come servizio appunto culturale. Qui come finalità è quella appunto di rendere Vittorio Veneto una città a misura d'uomo, in cui la cultura insieme alla cura dell'ambiente, allo sport e ai servizi ai cittadini e alle imprese diventi un valore in grado di generare benessere e qualità della vita. Potenziare gli spazi culturali esistenti e creare un innovativo, rilevante luogo per affermare il ruolo di polo culturale della città. In coerenza appunto con questo obiettivo generale c'è il recupero di edifici dismessi e ad esempio qui è previsto il recupero dell'ex scuola Cosmo che sarà trasformata in polisteca. Questo progetto di trasformazione del luogo parte dall'idea di creare un complesso centro di aggregazione per i cittadini, ma soprattutto per i giovani, di integrazione intergenerazionale e di start-up per le attività imprenditoriali attraverso la messa a disposizione di spazi idonei alle più moderne metodologie di studio e ricerca, di elaborazione delle idee, di formazione e di gestione del tempo libero per le diverse fasce di età. Altro obiettivo strategico, collegato sempre alla formazione cultura e giovani, è l'approvazione dell'attività fisica ad ogni livello, in stretta sinergia con le associazioni sportive del territorio, anche in considerazione del fatto che Vittorio Veneto è sottoscrittore della Carta di Toronto, che attribuisce allo sport un ruolo fondamentale nella tutela della salute. Quindi anche qui rientrano tutte in questa missione, rientrano la promozione diciamo, dell'attività fisica ad ogni livello e anche qui interventi sugli edifici o meglio su tutte quelle strutture che sono dedicate allo sport. Quindi obiettivo strategico, promozione dell'attività fisica ad ogni livello in stretta sinergia con le associazioni sportive del territorio, anche in no, questo l'ho già letto. Quindi le finalità è appunto permettere lo svolgimento di manifestazioni sportive di alto livello mediante l'adeguamento e il potenziamento delle strutture sportive esistenti e valorizzare il rapporto con le associazioni sportive che gestiscono alcuni impianti sportivi e la diffusione della pratica sportiva a tutte le età. Altro obiettivo strategico, giovani protagonisti. Però gli obiettivi strategici li facciamo tutti, gli obiettivi operativi no. Quindi sì, li stiamo finendo però, ok, sì. Quindi altro obiettivo strategico, giovani protagonisti e quindi anche qui programmi che pongono l'attenzione ai giovani, alla rete educativa e la predisposizione di programmi rivolti appunto per favorire soprattutto diciamo, le giovani generazioni. Ultimo obiettivo strategico collegato sempre alla formazione cultura e giovani sono percorsi di inserimento lavorativo collegati alla missione 15 che comprende lavoro e formazione professionale. Qui è stato previsto un obiettivo strategico, percorsi di inserimento lavorativo, che prevede praticamente delle politiche rivolte sia ai giovani sia ovviamente agli adulti che hanno magari perso diciamo, il lavoro e che si devono rimettere in gioco per cercare una nuova collocazione in ambito lavorativo. Il sesto indirizzo strategico riguarda il welfare di comunità per una città equa e solidale. Qui sono stati individuati 2 obiettivi strategici collegati con la missione 12. Il primo obiettivo strategico è la persona e il suo benessere al centro di ogni intervento sociale
e un altro obiettivo che è garantire i servizi necroscopici e cimiteriali. Ci soffermiamo un attimo sull'obiettivo strategico, la persona e il suo benessere al centro di ogni intervento sociale, dove qui sono evidenziate quali, diciamo, finalità per questo obiettivo strategico, quello di porre praticamente la persona al centro della comunità e di evidenziare poi che saranno sviluppati nei vari obiettivi operativi tutta una serie di interventi e di programmi che vanno a valorizzare la persona, migliorare il dialogo con le realtà sociali territoriali, offrire dei servizi efficienti, garanzie di ascolto ai cittadini in difficoltà, quindi sia, diciamo, per i giovani sia soprattutto per gli anziani, attivazioni di sostegni economici anche temporanei in termini di valorizzazione per la persona, attenzione alla donna e al suo benessere, collaborazione con tutto il mondo del volontariato per dare coerenza e unicità agli interventi assistenziali, attenzione poi alla presenza straniera. Ultimo obiettivo strategico è Vittorio Veneto, città del turismo e del fare impresa. Collegati a questo indirizzo strategico ci sono tre obiettivi strategici, collegati poi alle tre missioni. Il primo obiettivo strategico, innovare l'offerta turistica sia pubblica che privata, collegata con la missione 7 che è la missione del turismo. Qui turismo che prevede quale finalità? Quelle di costruire un piano di formazione turistica in collaborazione con gli operatori sia pubblici che privati attivi sul territorio, farsi promotore nei confronti della Regione per ottenere eventuali finanziamenti, promuovere i vari tipi di turismo, dallo storico, religioso, familiare, magari anche offrendo, diciamo, dei pacchetti. Favorire una rete di comunicazione con le associazioni di italiani all'estero finalizzata appunto a degli scambi culturali, favorire poi lo sviluppo di reti turistiche con le realtà locali limitrofe e quindi, diciamo, riguarda sostanzialmente uno sviluppo del turismo. Altro obiettivo strategico è il miglioramento dei servizi rivolti alle imprese, collegato con la missione 14, quindi migliorare i servizi rivolti alle imprese. La finalità è quella di consentire un passaggio delle istanze dal cartaceo alla nuova piattaforma informatica Unipass e poi si sviluppa nei vari obiettivi operativi che vanno praticamente a migliorare e comunque contengono dei programmi rivolti soprattutto, diciamo, rivolti alle imprese. Ultimo obiettivo strategico è incentivare lo sviluppo di un'agricoltura di qualità e di salubrità dei prodotti, collegati con la missione 16, che prevede appunto servizi inerenti allo sviluppo sul territorio, in particolare dell'agricoltura e della pesca. L'obiettivo qui è stato evidenziato che il territorio appunto rurale costituisce un patrimonio utile alla valorizzazione e promozione turistica della città e quindi una particolare attenzione verrà rivolta nei confronti dei luoghi, ma soprattutto incentivando o comunque ponendo in essere delle attività che riguardano il settore agricolo e valorizzando Vittorio Veneto come centro di produzione e distribuzione di alcuni prodotti tipici. Bene, all'interno dei vari obiettivi strategici sono stati quindi individuati alcuni obiettivi operativi. Obiettivi operativi, ecco, allora qui sono
magari ne leggo solo alcuno giusto per darvi, diciamo, un'indicazione. Allora, questo prospetto, che è un attimo riassuntivo e che poi lo trovate sviluppato nel DUP, all'interno, diciamo, di ogni missione, si parte sempre dall'indirizzo strategico, quindi partecipazione, trasparenza, comunicazione, un'organizzazione al servizio dei cittadini e dell'impresa, collegato con i vari obiettivi strategici, e per ogni obiettivo strategico sono stati individuati alcuni obiettivi. Ad esempio, per l'obiettivo strategico partecipazione, puntare a una maggiore interazione con i cittadini, sono stati individuati 2 obiettivi operativi: ridare vita ai consigli di quartiere quale strumento di democrazia, di ascolto dei cittadini e di vicinanza al territorio, e revisionare l'assetto istituzionale dell'ente. Nell'ultima colonna vedete che sono stati riportati dei numeri. Il primo numero, 01, significa che è collegato con la missione 1, e il secondo 01 è collegato con il programma 1. Se voi infatti andate a vedere quel prospettino che vi è stato consegnato, trovate appunto la missione che è 01, che si chiama appunto la missione servizi istituzionali generali e di gestione, e il programma 01 che è organi istituzionali. Passando ad esempio all'obiettivo strategico 2, trasparenza e legalità, apriamo il comune ai cittadini, sono stati individuati anche qui 2 obiettivi strategici, 2 obiettivi operativi: trasparenza e controllo di regolarità amministrativa e prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Anche qui la missione che è stata appunto indicata è la missione 01, però qui il programma è il programma 02, e cioè segreteria generale. Lo stesso per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dove la missione rimane 01, però il programma è il programma 2, quindi servizi generali. Andiamo avanti per fare un altro esempio. Scorri un pochettino giù. Ecco, per l'obiettivo strategico, ad esempio pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente, potenziare e innovare i servizi ai cittadini con meno burocrazia, sono stati individuati vari obiettivi operativi. Per esempio possiamo porre l'attenzione sulla riorganizzazione della struttura comunale, che è il 2.1.6, riorganizzare la struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione amministrativa, è sempre all'interno della missione 01, però il programma è il 10. Programma 10 che, se voi andate a leggere nel prospetto che vi è stato consegnato, si chiama appunto risorse umane. Scorrendo ancora per fare, diciamo, qualche altro esempio, per esempio valorizzare e razionalizzare le risorse, obiettivo operativo, promozione dell'equità fiscale attraverso un sistema trasparente e mirato di prevenzione e controllo, lotta all'evasione. Siamo all'interno sempre della missione 1, però il programma è il programma 04. Il programma 04 è gestione delle entrate tributarie e servizi locali. E servizi fiscali, no, ecco. Quindi il DUP va letto praticamente in questo modo. Quindi dall'obiettivo, dalla linea strategica vado all'obiettivo strategico, l'obiettivo strategico si sviluppa in una serie di obiettivi operativi che sono all'interno di ogni missione e all'interno poi dei vari programmi. Gli obiettivi operativi sono poi gli obiettivi che vengono ripresi nel PEG. Nel PEG, che è l'altro strumento sempre di programmazione e che dovrà poi contenere le singole azioni per raggiungere appunto gli obiettivi operativi individuati nel DUP. E nel PEG verranno appunto individuati, oltre a questi obiettivi operativi, le risorse umane, finanziarie e strumentali che sono assegnate ad ogni servizio, gli indicatori per misurare il raggiungimento di ciascun obiettivo. Io mi fermerei qui. Dicendo che
eventualmente per eventuali diciamo, chiarimenti o per eventuali diciamo, informazioni l'ufficio ragioneria e la sottoscritta ovviamente sono a vostra disposizione per darvi tutte le necessarie indicazioni per consentirvi una diciamo, agevole lettura ed eventualmente la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni che dovranno essere presentate appunto entro il 18 di gennaio per consentire poi l'approvazione di questo documento entro il mese di gennaio, mentre l'eventuale aggiornamento del DUP andrà fatto contestualmente all'approvazione, alla presentazione degli schemi di bilancio che per il 2016 è stato previsto quale termine il 28 di febbraio per consentire poi l'approvazione del bilancio entro il 31 marzo. Allora ringrazio il dottore Salvassore e la dottoressa Costalonga. Alcuni dettagli, avete visto la complessità del documento, effettivamente alcuni consiglieri hanno chiesto l'invio telematico del documento, perché una cosa da dire è che quando la dottoressa Costalonga mi ha illustrato la presentazione io pensavo che presentasse delle slide, invece è stato adoperato proprio il documento vero e proprio che contiene all'interno, avete visto, i collegamenti. L'unico problema per l'invio telematico, che sarà un PDF non modificabile, è il peso del documento. Gli uffici pensavano di fare addirittura dei CD, quindi sarà da vedere la forma più opportuna, però effettivamente il documento digitale forse offre una lettura più approfondita di quello cartaceo. Questo è almeno quello che ho percepito io. Il segretario vuole aggiungere qualcosa, prego. Come avete avuto modo di vedere, è un complesso gioco a incastro che deve tener conto sia del riferimento normativo, l'ultimo elaborato che vi è stato dato, missioni e programmi, avete visto che è un allegato a un decreto legislativo, quindi quello è vincolato nei suoi riferimenti, perché vale quanto dicevo nel precedente Consiglio, l'obiettivo del legislatore è quello di uniformare i bilanci degli enti locali, creando dei riferimenti unitari di voci già predefinite, dove i bilanci devono in qualche modo confluire. In estrema sintesi sono state articolate 7 linee programmatiche, quindi riassuntivamente, 7 linee programmatiche, 22 obiettivi strategici, almeno uno per ogni missione, eccetera, 14 missioni rispetto a tutte quelle che avete visto nell'allegato, che non ci riguardano, competenze ministeriali, regionali, eccetera, 42 programmi e 88 obiettivi operativi. Ci riserviamo magari anche una ricalibratura maturando l'esperienza in merito. Grazie segretario. Volevo Assessore Napoli. concludere, sì, ovviamente ringraziando intanto la dottoressa Costalonga e del Vassore appunto per il lavoro di questa sera di illustrazione che non è agevole, data anche la struttura e la complessità del documento, anche perché come ricordava prima il segretario generale, introduce anche nuovi criteri, nuove denominazioni alle quali non siamo abituati, diciamo, ecco. Non abbiamo consuetudine con queste denominazioni. L'obiettivo appunto, di questo documento è quello di avere un unico criterio di costruzione dei bilanci in funzione della, come dire, nostra credibilità nei confronti dell'Unione Europea, perché noi usciamo da una serie di vicende storiche dei nostri bilanci a metà degli anni 2000 che non erano molto credibili a Bruxelles, e quindi, diciamo così, abbiamo dovuto introdurre questi cambiamenti. Quindi è stato un lavoro molto
molto importante, molto faticoso, perché ha coinvolto tutta la struttura, gli uffici, i capi ufficio e tutti quanti, e poi nella fase conclusiva proprio di, diciamo così, di convergenza di tutti questi dati, che poi dovevano trovare una loro coerenza anche nella gestione economica, quindi c'era, non è solo una descrizione di obiettivi eccetera eccetera, ma poi tutte queste parole che sono state dette devono trovare una coerenza nella parte anche economica, e quindi sia in entrata che in uscita, quindi è una questione abbastanza complicata e vincolante poi, come avete capito, quindi diciamo che il mio ringraziamento è più che dovuto, diciamo, per lo sforzo che è stato veramente importante fatto in proprio nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, diciamo così, proprio di approntamento, ecco, di questo documento, quindi i dirigenti, i capi ufficio e tutti quanti quelli che hanno operativamente contribuito alla buona riuscita di questo documento, che, diciamo così, adesso comincia il suo percorso operativo e di analisi e di eventuale aggiornamento con i tempi che abbiamo detto, il tutto, diciamo, coordinato dal lavoro del segretario generale dottor Spessotto, insomma, che quindi intanto prendiamo atto di questo risultato positivo, importante, innovativo, e quindi adesso, come dire, ci lavoriamo sopra, insomma, tutti quanti. Ecco, grazie. Grazie Assessore. Allora, come avevamo preventivato nella riunione di capigruppo, trattandosi di complessità, la delibera la do per letta, però mi preme sottolineare quello che è scritto proprio nella parte, diciamo, nel capoverso iniziale di pagina 3. Il documento approvato nella delibera di giunta è stato previsto, in attesa della modifica al regolamento di contabilità, che il documento approvato venga presentato in Consiglio e venga consegnato ai consiglieri comunali col termine di 20 giorni decorrente dalla data della presente seduta. Quindi siamo al 18 gennaio e questo è il tempo utile, 20 giorni sono, direi, sufficienti, e tempo utile per studiarlo e presentare le osservazioni. Quindi io sto guardando sempre la console, perché eravamo anche d'accordo che se c'erano delle piccole osservazioni di carattere tecnico, richieste di carattere tecnico, e ce n'è una da parte del consigliere Sant'Antonio, molto brevi. Ecco, questo. Sì, ma non sono delle domande nei contenuti del documento, bensì delle informazioni che magari servono a tutti quanti per capire meglio, per studiare meglio il documento. Certo. Allora, volevo capire se su questa release del DUP è già una release definitiva, cioè con i dati di bilancio già all'interno, o devono essere messi dentro a posteriori i dati di bilancio, quelli reali, sia per il 2016, 17 o 18. Questa è una. La seconda domanda è, le faccio tutte insieme, dopo magari, perché alcune missioni non hanno budget? Significa che si fanno lo stesso senza avere un conto economico sottostante? Ad esempio, o poi ci sono delle missioni, e qua c'è un esempio, la missione 14 che abbiamo appena visto, quella su Unipass, che hanno delle tabelle economiche ma hanno contenuti pari a zero, nulli. Significa che anche quelle non hanno budget. Ultima, mi è caduto all'occhio, voglio segnalare un errore, secondo me, che ho visto mentre passavano le slide, pagina 117, 117 4.2, c'è un missioni programmi 1/06, in realtà dovrebbe essere 0806. Sì, coerentemente con gli altri punti. A tale proposito, mi sono dimenticato di dirlo, ci sono degli errori proprio di battitura che devono ancora essere corretti. Volevo segnalarlo solo per correggerlo. Grazie per la segnalazione. Ne abbiamo diversi errori esatto, di questo tipo, che andranno sicuramente corretti. L'ho visto metterlo, scorreva perché non era coerente. Le risponde, credo, la dottoressa Costalonga,
Sì. Il microfono. Allora, per quanto riguarda i dati contabili, sono stati inseriti quelli in base al bilancio armonizzato, quelli che sono stati inseriti nel bilancio 2016. Quindi Quindi, se vado a vedere il dato 2016 è il dato reale esatto, col bilancio. esatto, 2017 e 2018, cioè sono previsioni? sono previsioni coerenti col bilancio armonizzato. Ok, Ecco. quindi del Quando bilancio. quando andremo a predisporre il bilancio di previsione per il 2016, quindi viene approvato lo schema di bilancio 2016 e dentro il 31 marzo il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2016 e ovviamente per gli anni successivi, il legislatore ha previsto che in quella fase c'è la nota di aggiornamento del DUP, quindi in quella fase si andrà ad aggiornare la nota di aggiornamento. Okay. Entro gennaio, dove voi dovete approvare, cioè il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare questo documento, al di là delle osservazioni che voi come consigliere potete ovviamente presentare nel termine di 20 giorni, questo è il testo che però rimane, ovviamente con le vostre eventuali osservazioni. Okay. Però dal punto di vista contabile questo rimane. Sì. Okay. L'aggiornamento, se recepite ovviamente. Sì, 2016. Ecco. E questo è da un punto di vista contabile. Verrà aggiornato in fase di presentazione del bilancio 2016. Okay. Questo è il sistema che poi vale anche per gli anni successivi. Poi le tabelle, alcune sì, tabelle... allora, diciamo abbiamo avuto, allora, essendo una novità anche per noi, abbiamo utilizzato un software che ci è stato fornito dalla nostra software house, in modo che poi sia compatibile con il programma di contabilità e col bilancio armonizzato che dovremo ovviamente affrontare. Abbiamo avuto qualche problemino che adesso stiamo risolvendo, per cui avete visto che c'è qualche tabella che riporta i dati, diciamo, che sono posti a zero, che dovrà essere eliminata. Adesso vediamo che però la società non è riuscita a eliminarli in tempo utile per la presentazione di questa sera, e in effetti ci sono alcune, giustamente il consigliere ha osservato, ci sono delle missioni o meglio dei programmi che sviluppano degli obiettivi operativi in presenza di risorse pari a zero, così come, e quindi perché ad esempio, non so, mi viene in mente forse in materia di diritto, qualche intervento in materia di giovani. Ecco, in materia di giovani mi ricordo che c'era tabelle pari a zero. Ecco, lì è previsto l'obiettivo, ma non è previsto, non sono previste delle risorse finanziarie. Ecco. Per cui non è un errore quello, ma è proprio, cioè è stato previsto l'obiettivo che quindi prevede, diciamo, degli interventi, però le risorse sono pari a zero. Dopo la correzione ti do la pagina. Sì. Ok, grazie. Consigliere Darè, prego. Nella presentazione di questo documento, visto che il bilancio si approverà a marzo, andremo avanti per 12esimi oppure come viene applicato? Cambia sistema, prego. Cambia sistema da quest'anno col bilancio armonizzato. Allora, si va sempre avanti per 12esimi, quindi continua con i 12esimi come prima. Sì. Cioè... La novità è che mentre fino a quest'anno i 12esimi venivano calcolati con la previsione del bilancio assestato, quindi sull'assestamento, la novità di quest'anno, dell'anno precedente, quest'anno invece per calcolare il 3/12 devo andare a vedermi la previsione del 2016. Quello che avete approvato nel 2009. Sì, ma bello il documento, complesso e
giustamente dice l'hanno fatto apposta per le osservazioni, perché sicuramente al di là ma come si fa a fare un documento triennale quando abbiamo un bilancio che viene fatto annuale, cioè nel consolidato poi alla fine, no? Diventa difficile poi dare applicazione a un documento a lungo termine così, anche perché si va nello specifico con una quantificazione capitolo per capitolo e con delle risorse che sono incerte. Ho reso l'idea della domanda. Prego. Spessotto. La logica del legislatore è inserire il concetto di programmazione. Certo, la programmazione può essere più generica o più specifica, dettagliata, se c'è un minimo di andamento di risorse certe. Il problema principale è che il legislatore ci costringe a programmare, ma ci rende sempre più incerte le risorse. Ci costringe a fare una programmazione sempre più articolata. Anche prima c'era una programmazione, adesso ci costringe a fare una programmazione molto più dettagliata, articolata, complessa, cercando di agganciarla maggiormente al programma di mandato, come avete visto, e non che resti così questa strana cosa che poi si verifica dopo 5 anni se è attuato o meno, ma vuole proprio un continuo collegamento con i documenti di bilancio e i documenti operativi. Quindi c'è la richiesta di uno sforzo in tal senso, sempre nella stessa logica che allo Stato presenta il documento economico finanziario prima della legge di stabilità, poi, quindi la struttura è analoga, poi presenta la legge di stabilità, così chiede di fare ai comuni. Prima presenti un documento che poi ti deve ispirare il bilancio, anche se lì molti dati sono già compresi in quel documento, come avrete avuto modo di vedere e che avete anche voi rilevato. Consigliere Saracino, prego. No, giusto per chiarire una cosa, visto e considerato anche quello che è stato detto, che ci sono stati problemi col software, quindi questo documento che noi abbiamo non è del tutto definitivo, i 18 giorni che partono, sì, entro il 18 gennaio, a questo punto vale far ripartire anche se abbiamo questo documento? Cioè. No, e allora il documento rimane così com'è. Miglioriamo soltanto, diciamo, la grafica, ok? Nel senso, ma le cifre rimangono quelle, per capirci. Sì, le cifre rimangono assolutamente quelle, cioè le cifre sono corrette. Okay, le cifre sono corrette. Insisto. Perché sono collegate al bilancio armonizzato, quello che è previsto, cioè, per il 2016. Quindi le cifre non vengono toccate, si andrà ovviamente a correggere qualche errore, tipo ad esempio quello che ha evidenziato il consigliere Sant'Antonio, quindi andremo a collegiare qualche errore, ci siamo già accorti che c'è anche qualche errore di battitura, di ortografia, perfetto, e vediamo se riusciamo a togliere quelle tabelle che sono state riportate, che sono a zero, ma che non sono state interessate né dalla missione né dal programma, né dell'obiettivo operativo, dell'operativo strategico, ma che sono rimaste dentro perché il programma che ci è stato fornito era così. Abbiamo chiesto alla nostra società, alla Software House, di toglierle, non è riuscita in tempo per questa sera, per cui vi abbiamo fornito questa cosa, ma gli interventi saranno esclusivamente questi, per cui il documento rimane questo. Solo eventualmente saranno cambiati negli importi solo in fase di nota di aggiornamento, che verrà presentata quando si andrà a approvare il bilancio definitivo per il 2016. Insisto, abbiamo una serie di errori di battitura ortografici che sono già stati rilevati, eravamo d'accordo che il Presidente lo dicesse all'inizio, ma trattasi infatti di se errori i formali. capitali scritti erano quelli che rimanevano tali, basta. Non parliamo di contenuti, parliamo di forma. Ok? Consigliere Fasan. Sì, solo una curiosità, perché le domande sarebbero troppe. Mi ha così incuriosito, chiedo scusa, che il DUP serve per rendere un documento compatibile e congruente con il bilancio dello Stato, delle regioni e degli altri enti. Posso sbagliare?
C'è un ente che controlla questa compatibilità oppure sarà un compito delle minoranze che sono già oberate di lavoro? Non è una cosa semplice, perché voi fate il documento, fate il bilancio, poi chi controlla la compatibilità di quello che fate con i bilanci dello Stato, della Regione, no, gli obiettivi, chi controlla? No, è una risposta al revisore dei conti, vabbè. Ma il revisore dei conti fanno i conti, non gli obiettivi. Vabbè. Al di là, restando sull'aspetto tecnico, l'ingabbiamento, chiamiamolo, consentitemi il termine, con l'ultimo documento che vi è stato dato, missioni e programmi, che significano poi codici di quelle voci dei bilanci che noi poi forniamo al Ministero, alla Corte dei Conti, eccetera. Li prelevano direttamente, tutti i codici vanno in automatico rispetto a quelle voci. Quindi loro hanno per quelle voci gli importi che ci sono nei vari bilanci dei comuni, delle regioni, eccetera. Cioè è un automatismo, c'è tutto un sistema di codifica. Questa è una risposta. Sì, chiedo scusa. Consigliere Costa. Sì, grazie, ma è tutto un sistema di codifica. Però noi andiamo, da quel che ho capito, a incasellare in tutti questi obiettivi, missioni, obiettivi strategici, obiettivi operativi, andiamo dopo a incasellare delle cifre e arriviamo al 29 febbraio 2016, dove questo documento va modificato e dopo diventa definitivo. Però non è, o meglio chiedo, rimane ingessato così fino al 31/12/2016 o mi pare che ci sia ancora la possibilità di fare variazioni di bilancio e così via, cioè quello che si faceva prima? Perché io credo che tutte le aziende, anche l'ULSS, penso a lui, si pongono degli obiettivi. Quest'anno voglio fare 1500 interventi chirurgici di un certo tipo, però se dopo le risorse mi mancano, è chiaro che ci sarà un assestamento dell'obiettivo. Quindi non vorrei che ci fasciassimo un po' troppo la testa prima di andarla a sbattere, cioè la possibilità rivedere gli obiettivi, le cifre degli spostamenti di risorse, ritengo che rimanga inalterata. Sì. No, perché qua mi sembra che stiamo prendendo una piega dagli interventi domani, di una ingessatura che... Per quanto riguarda i dati di bilancio, rimangono le norme sulle variazioni di bilancio, prelievo del fondo di riserva, storni, rimangono. Ecco, grazie. È la forma, no, che è cambiata. Sì, ho capito, ma la sostanza dopo, cioè, ma perché magari da come è stato presentato mi sembra che sia proprio... chiare. Sì. Perché noi stiamo parlando di ingabbiare dei dati che abbiamo già, con delle risorse che abbiamo già, quando abbiamo dei comuni al sud che sono fuori bilancio e spesa fuori bilancio e fuori controllo. Questo è il senso di questo documento, probabilmente, o l'intenzione di questo documento. Teniamoci sempre sulle osservazioni tecniche. Consigliere Botteon, prego. Sì, grazie. Una breve domanda per il segretario. Quindi se ho capito bene, uno degli obiettivi del DUP è quello di vincolare l'azione amministrativa e i bilanci in base a una programmazione e quindi evitare alcune deviazioni che spesso nascondono altre finalità. E io chiedo appunto una domanda che si collega a quella del consigliere Costa. In caso di novità, faccio un esempio di un bando regionale che non può essere inquadrato in uno degli obiettivi operativi. Il comune è vincolato in maniera da non poter accedere a questo bando, oppure ha qualche strumento per poter effettivamente modificare la sua azione? Non c'è un problema del genere.
Un conto è l'organizzazione per obiettivi strategici, obiettivi operativi e i collegamenti con missioni e programmi. Un conto è l'operare variabile a seconda di alcune situazioni anche nuove, tipo bandi, eccetera, che non impediscono di accedere. Non ci sono divieti qui, ci sono linee di indirizzo, non divieti di, mi spiego? E alcuni bandi, per esempio, se avviene un bando sull'edilizia scolastica, sono già previste delle linee di indirizzo sull'edilizia scolastica e quindi si inserisce, ma eventualmente l'importante è che non sia in contrasto, non che per forza sia previsto tutto qua dentro. Cioè non vorrei che si equivocasse, è programmazione, non è pianificazione sovietica, se mi è consentito, e quindi diciamo è uno strumento che ha una sua flessibilità e non è la previsione totale e non può essere previsto, non può essere realizzato nulla che non sia esattamente previsto. Si vuole semplicemente creare una programmazione più stringente rispetto a prima. C'era una programmazione anche prima, la relazione previsionale programmatica si chiamava così da decenni che esiste e che viene approvata nei consigli comunali. Aveva una sua logica programmatoria, ma la si considerava meno stringente e soprattutto che non ha i collegamenti automatici con una serie di voci che servono allo Stato per avere coerenza del tipo di spese che sono effettuate nei vari enti pubblici. Il discorso che dicevo su programmi, missioni, eccetera. Quindi viene soltanto reso un po' più coerente e più stringente, ma non è, diciamo, una rigidità assoluta. Sì, volevo anch'io, riallacciandomi... Un attimo, consigliere, dottoressa, un attimo solo. No, volevo soltanto precisare che siccome il DUP contiene, oltre diciamo, obiettivi strategici operativi, contiene anche la parte diciamo, contabile, perché avete visto che comunque ci sono, nel momento in cui io vado a fare delle variazioni di bilancio e quindi vado a variare il bilancio di previsione, contestualmente devo variare anche il DUP. Okay? Quindi il DUP, se del caso, ecco, per cui nel caso in cui il Comune dovesse concorrere ad un finanziamento regionale e risulta poi aggiudicatario vincitore di questo, aggiudicatario di questo finanziamento regionale per la realizzazione, supponiamo, di un'opera o qualsiasi altra cosa che non avevo previsto in bilancio, non avevo previsto come diciamo obiettivo, ma ho un introito perché ho la risorsa che mi arriva, io vado a variare il bilancio di previsione, ma contestualmente vario anche il DUP, perché ovviamente il DUP... Prego? Posso inserire un nuovo obiettivo operativo, vado quindi a variare il PEG, vado a variare il DUP e faccio la variazione di bilancio, perché ovviamente è tutto collegato, quindi non è un documento che così è e così resta, è un documento dinamico che si adegua alle variazioni del bilancio. No, ma se vuole, c'è problema. Sì, un attimo solo. Fasan, visto che è in tema, le do la parola prima di Carneros. Quando che l'amministrazione partecipa a bando regionale e per accedere a un finanziamento non deve avere la copertura del cofinanziamento? E allora come facciamo? Fa la variazione del bilancio prima di sapere di prendere il finanziamento regionale? Partecipa a un bando di 1 milione di euro, il cofinanziamento è del 75%, il comune deve, quando partecipa al bando, deve avere 250.000 euro. Le risponde con il segretario. Dipende dal tipo di bando. Ci sono bandi dove la regione o altri enti stabiliscono, chiedono un impegno di spesa per la parte residua o chiedono soltanto la disponibilità a metterla e non necessariamente bisogna già averla. Quindi dipende dal bando. Però non tutti i bandi possono essere i bandi possono essere di più diversi, dipende dalle prescrizioni del bando. Normalmente non la prevedono perché è inutile vincolare le risorse, poi magari non arriva il contributo, mi spiego? Alcuni bandi lo prevedono, ma raramente, perché di solito si attende l'esito.
chiedono una disponibilità. Consigliere Carnelos, a lei la parola. Sì, io volevo tranquillizzare i miei colleghi sia di maggioranza che di opposizione e facevo questa riflessione mentre la dottoressa Costalonga esponeva il contenuto di questo DUP e devo dire che dal punto di vista formale e contenutistico è sicuramente un lavoro pregevole e ringrazio anch'io gli uffici che con tanta alacrità hanno provveduto a questa stesura e a questo ottimo lavoro. Riflettevo però, pensavo che in ogni caso, guardate, che secondo me è quasi un gattopardo, che tutto cambia perché nulla cambi. Nel senso che, è vero, riallacciandomi a quello che diceva il collega Darè, il DUP nasce da un'esigenza di funzionari di Bruxelles di uniformare tutti gli enti pubblici dell'Unione Europea, facendo diventare tante piccole repubblichette ogni singolo comune da Porto Buffoè a Milano, a Liverpool e a Parigi. E guardate, quando i funzionari pensano, è importante, ma qua dentro ci sono parole. A me viene sempre in mente che le parole uccidono, è lo spirito che vivifica. Non voglio appropriarmi di questa affermazione perché non è mia, ma è di San Paolo. Qua sono parole. Guardate che lo spirito è la politica e noi rappresentiamo la politica. Nel senso che non è vero che nulla può cambiare. È indubbio che se il 28 di marzo la politica, noi, o di maggioranza o di opposizione, evidenziamo che c'è da spostare una cifra da un obiettivo all'altro, purché appunto si mantenga l'equilibrio, nulla ce lo vieta. Da un punto di vista sostanziale è la stessa cosa che avviene a livello statale e anche a livello della comunità dell'Unione Europea, quando presenta prima la relazione previsionale programmatica e poi, come diceva il segretario, la sostanza viene al momento della legge di stabilità. Questa è la linea programmatica che dobbiamo approvare entro il 30 di gennaio. Entro marzo faremo la nostra, tra virgolette, stabilità, che appunto è il nostro bilancio. E qui è chiaro che a tutela da tessere tesse, se ne siamo capaci, e se ci viene la volontà politica. E se ovviamente dipende dai numeri che ogni consesso democratico ha. Quindi questo non deve paralizzarci in quelle che sono le nostre volontà. Vedete, forse qualche volta mi vedo come un personaggio di Cervantes. Non so se Don Chisciotte o Sancho Panza, forse vista la stazza, forse il secondo e non il primo, ma in ogni caso sono tutti e due personaggi eroici, quindi mi riconosco certo, ma vedete, è bello, noi, la burocrazia è quella delle carte, noi siamo quelli dei mulini a vento, che vanno comunque perseguiti, e questa è la nostra funzione, anche perché vedete tutto si può programmare, ma noi sappiamo dall'altra parte, questo lo fa la burocrazia, noi che siamo dall'altra parte sappiamo che la politica è l'arte del possibile, è l'arte di risolvere le questioni anche se non possono essere programmate. Mi piacerebbe, forse lo metteranno, ma provate a immaginare se nel DUP di Parigi dell'anno scorso ci poteva essere il Bataclan. Per quanto bravi fossero i funzionari del Comune di Parigi, mai avrebbero potuto mettere nel DUP il Bataclan. Oppure pensate a un programma di mandato in cui non si pensa minimamente
agli flussi migratori perché non ci sono, oppure sono quelli normali che ormai eravamo abituati, e poi invece sappiamo come purtroppo la realtà è talmente mutevole che nessun bravo programmatore potrà mai farlo. Ecco perché ci siamo noi. Ed è questo importante, perché altrimenti noi saremmo, come si può dire, degli amminicoli inutili, saremmo degli utili idioti, e qualcuno ci dipinge, sapete, come utili idioti, che sono tutti gli altri, e noi che ci rompiamo le scatole, di maggioranza o di opposizione. L'ha detto prima qualcuno che ha tante cose da fare, anche quelli di opposizione, è vero, ma non siamo utili idioti nel momento in cui sappiamo intervenire in modo tale che questi documenti, che queste carte, che queste parole si sappiano adeguare a quello che noi effettivamente vogliamo e quelle che sono, ripeto, le cangevoli e mutevoli situazioni concrete che si vengono a verificarsi e che non dipendono da noi, ma dipendono da quello che i greci chiamavano il fatto, il destino, la provvidenza o quello che, riempitela come volete. Grazie, scusatemi. Grazie. Consigliere De Bastiani, prego, Sì, ultimo intervento. Volevo chiedere, fare una domanda alla quale ha già risposto la dottoressa Costalonga, no? Allora, mi sembra di capire che in futuro, quando ci saranno delle variazioni di bilancio, dovremo fare anche delle variazioni al DUP. E questo rafforza la mia impressione che ho avuto così, guardando il documento in questi giorni, che secondo me la logica del legislatore è quella di aggiungere burocrazia ad altra burocrazia, è quella di rendere più difficile il lavoro delle amministrazioni pubbliche, e concretamente non vedo quali vantaggi potrà portare. La linea programmatica è quella che abbiamo espresso con il documento di programma di mandato. Mi sembra un doppione dei bilanci di previsione. Cosa fare? Niente, dobbiamo portare avanti. Se la preoccupazione, se l'obiettivo era quello che diceva il collega Tony da Re, se l'obiettivo era quello, io penso che quelle amministrazioni che se ne sono fregate delle regole fino adesso, non sarà sicuramente questo che le metterà in difficoltà. Sicuramente andrà a mettere in difficoltà le amministrazioni virtuose, gli enti virtuosi che hanno un carico in più, e in più, a mio avviso, rendono tutto più difficile. Ecco il discorso dell'allontanamento della politica, no? dei cittadini. Questo è un elemento che aggiunge difficoltà alla vita amministrativa. Però dobbiamo farlo, bravi gli uffici che hanno portato avanti questo lavoro, e staremo a vedere. La sua intuizione, sensazione è condivisa da molti. Segretario, prego, che vuole risponderle. È una preoccupazione che abbiamo avvertito e abbiamo tenuto presente. Se vi ricordate, in una precedente seduta consigliare, quando ho preannunciato il DUP, avevo detto diversi comuni hanno fatto degli autentici malloppi molto pesanti, che pensavamo di contenere il tutto in 200 pagine, abbiamo sforato di 16 pagine, siamo andati a 216, insomma abbiamo cercato di tenere questa misura e ci riserviamo di ricalibrare ulteriormente, soprattutto tra diversi servizi, una ricarenatura magari negli obiettivi operativi, ma sono cose che cammin facendo si affinano, insomma. Tenete sempre presente che è per noi
una fase iniziale di avviamento con tutto quel che comporta, insomma, di affinamento progressivo. Anche un'informazione, questo va detto, tutti gli enti pubblici avranno le stesse, dal punto di vista ragionieristico, gli stessi codici, le stesse indicazioni, come dicevi tu, poi a livello del Ministero si saprà per la funzione dall'Italia, in tutta Italia si spende, no? Oppure a nord per la mobilità sostenibile si spende 100 e al centro si spende 125 e sul 55, e questo potrà essere fatto perché tutte le stesse voci sono uguali. Omogeneizzato, certo. Ultimo intervento, ma ultimissimo e brevissimo, consigliere Costa, poi passiamo alla votazione. Prego. Grazie. No, che più che altro una domanda, cioè io penso che una disposizione come quella che è stata data di fare questo documento sia credibile nel momento in cui tutti quanti ci credono e la applicano. Ma siccome sappiamo che siamo in Italia e un ricordo scolastico è quello che c'è la norma perfetta e la norma minus quam perfecta, cioè la norma perfetta è quella che è accompagnata da una sanzione, per cui il divieto di sosta ti arriva la multa. La norma minus quam perfetta è quella stabilisce qualcosa ma non c'è la sanzione. Ora chiedo, per chi non dovesse, per quei comuni magari del sud, come diceva, annotava anche correttamente il consigliere D'Areco, più di qualche comune del sud non presentava documenti, ecco, ci sono previste delle sanzioni o dei minori o delle incompatibilità o la decadenza del sindaco, del consiglio o dei minori trasferimenti? Cioè, mi chiedo, perché se ci sono queste cose, allora tutti quanti siamo disposti e ci diamo una mossa, ma se non c'è un minimo di sanzione, io ho qualche perplessità. Okay. No, chiedevo se c'è la sanzione. Nessuno le dà una risposta. Non so se stanotte potrò dormire, no, ma certo dormirò perché andrò a casa prima. Grazie. Bene, allora raccogliendo la sua battuta, sollecitazione, metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, che è semplicemente la presa d'atto, che è semplicemente la presa d'atto della presentazione, no? Prendiamo atto che è avvenuta, basta. Questa è la presa d'atto, quindi vi invito a votare naturalmente. Della presentazione. Allora, vista pertanto la deliberazione della Giunta numero 230 del 21/12, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2016-2018, con la seguente votazione resa per alzata di mano, prende atto della presentazione del documento unico di programmazione DUP 2016-2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 230. Quindi questa è la presentazione del DUB. Quindi vi invito a votare, vi invito a alzare la mano per la presa d'atto. Favorevoli? Prendiamo atto del DUB. Visto che esistiamo e siamo seduti, non potete astenervi sulla presa d'atto. Sì. Allora, va bene, io vi ho dato la... Allora, contrari? Astenuti? No, non potete astenervi. Non potete astenervi nella presa d'atto. Non potete all'ultimo dell'anno astenervi. Allora, vuol dire che rinnegate la vostra presenza. Consigliere Saracino ha votato a favore. Quindi 11. Allora, 11 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. Bene. Velocemente, punto numero 4 all'ordine del giorno. Sì. Un attimo, parola al sindaco Tonon, prego. Sì, grazie, solo per una breve comunicazione. Abbiamo cominciato leggermente in ritardo il consiglio, per cui mi scuso perché è accaduto un piccolo incendio in città,
in un'abitazione, e per cui ovviamente sono andati dei funzionari e dei dirigenti per vedere qual era la situazione. Per fortuna è una cosa limitata, e è per questo che appunto il Consiglio è cominciato leggermente in ritardo, ma dovrebbe essere qua, non risolta del tutto, ma insomma abbastanza. Grazie. Non ci sono. Che non abbia già fuori il Consiglio. Via Sant'Iziano. Incendio in via Sant'Iziano. E in Valle Pisina? Aspetta che cade. San Floriano. Allora, punto numero 4 all'ordine del giorno. Interrogazione con richiesta di risposta orale a firma del consigliere Gianluca Posocco, al quale do la parola. Pardon, mi chiedo scusa. Ecco, a lei la parola. Grazie Presidente. La mia interrogazione ha come oggetto la manifestazione dei migranti di giovedì 17 dicembre 2015. Con la presente interrogazione chiediamo al signor Sindaco di Vittorio Veneto, in quanto responsabile della sicurezza pubblica della città, di relazionare dettagliatamente in merito alla manifestazione avvenuta davanti al municipio, precisamente sulle scalinate dello stesso, in data 17 dicembre 2015. Vogliamo in particolare modo chiedere se tale manifestazione fosse autorizzata dalla Prefettura di Treviso, se il Sindaco e la Polizia locale ne fossero state preventivamente informati. Considerando inoltre che questa manifestazione, come altre proteste con rivendicazioni simili o analoghe avvenute in città, ci è parsa ben organizzata e, secondo noi, non frutto della creatività dei partecipanti, in quanto ospiti da troppo poco tempo per aver maturato la corretta attitudine ad apprendere le modalità di protesta consolidate nel nostro territorio, chiediamo delucidazioni in relazione alla paternità dell'iniziativa. In caso di paternità di soggetti terzi, chi siano questi soggetti? Se sussista o sia sussistito un dialogo tra i membri dell'amministrazione comunale e questi eventuali soggetti. Grazie. Grazie consigliere. La parola al Sindaco Tonò. Grazie. Prego. Pregiatissimo consigliere Posocco. In data 17 dicembre 2015, nelle prime ore del pomeriggio, la polizia locale e i carabinieri intervenivano in via precauzionale in Piazza del Popolo, dove 27 ospiti del centro di accoglienza sito in via Marconi, di cui 7 aventi ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, si erano radunati davanti al municipio inscenando una protesta e chiedendo di essere ricevuti da me. Le suddette persone intendevano esternare il disagio conseguente al riconoscimento di tale diritto che, a loro dire, improvvisamente e senza dar loro modo di organizzarsi, li privava dell'ospitalità presso il centro di accoglienza. Sul posto era presente anche un cittadino italiano che, a specifica richiesta del comandante della polizia locale, dichiarava di non rappresentare gli interessi dei cittadini extracomunitari e di essere lì per manifestare loro solidarietà. Gli astanti, dopo aver appreso che non ero in sede, si allontanavano con l'accordo che sarebbero stati convocati in data da destinarsi. Le rammento che in presenza dei rappresentanti dei carabinieri tutte le iniziative in materia di ordine pubblico sono a loro deputate e la polizia locale assume il mero ruolo di forza ausiliaria. I carabinieri hanno certamente relazionato sui fatti sia il questore sia il loro comando provinciale, ma per ovvi motivi che presumo ben comprenderà, il contenuto del rapporto non è al momento né noto né conoscibile. Il giorno successivo, poiché ero assente per l'intera giornata a causa impegni inderogabili assunti in precedenza, i manifestanti, accompagnati su loro espressa richiesta dal cittadino italiano di cui sopra in qualità di interprete e persona di fiducia, sono stati ricevuti nelle prime ore della mattinata dal vice sindaco, dall'assessore alle politiche sociali e dal responsabile della unità operativa sociale condizione giovanile. Durante l'incontro hanno esplicitato le motivazioni di quanto avvenuto il giorno precedente ed hanno chiesto un aiuto al Comune. Grazie. Consigliere, a lei la parola per esprimere o meno la propria soddisfazione. Allora, la ringrazio Sindaco della risposta. Non sono soddisfatto e le illustro brevemente il motivo.
non ha risposto alle domande. Lei mi ha detto che in mano alle forze dell'ordine c'è un documento che speriamo di avere a disposizione. Volevo dirle questo, il Comune, comportandosi in questa maniera, ha... Consigliere però... No, io posso indicare i motivi per cui non sono soddisfatto e lo sto indicando come avveniva sempre nei precedenti consigli nelle altre amministrazioni. Articolo 21,9. Sì, l'articolo 21 perché non sono soddisfatto. Dice che il consigliere che può esprimere la sua soddisfazione o meno alla risposta. Indicando i motivi, Presidente, legga l'articolo cortesemente, questo non sono sicuro mi permetta. Prego, continui pure. No, voglio dire che il Comune bisogna, in questo modo sembra invitare i cittadini in difficoltà a venire a protestare in questa maniera per essere ricevuto. Quindi bisogna un attimo stare attenti con queste manifestazioni perché possiamo causare dei disordini sociali in futuro. Grazie. Grazie consigliere. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Interrogazione con richiesta di risposta orale. Situazioni richiedenti asilo a Vittorio Veneto a firma del consigliere Gian Antonio Darè, al quale do la parola. Con la presente interrogazione chiedo al Sindaco di relazionare in merito alla situazione dei richiedenti asilo a Vittorio Veneto, in particolare sul numero dei soggetti che hanno ad oggi ottenuto lo status di rifugiato, sul numero dei soggetti che hanno ottenuto ad oggi la protezione sussidiaria, se questi soggetti siano stati correttamente identificati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento Eurodac, se tali soggetti siano in possesso di un regolare e reale documento identificativo, quante carte di identità siano state rilasciate ad oggi ai suddetti soggetti, se corrisponde al vero che la data di nascita riportata su ogni documento o su tanti documenti e il documento identificativo sia del 1° gennaio, dove risiedono attualmente questi soggetti, se il Comune abbia adottato o intenda adottare eventuali misure abitative per il sostentamento di tali soggetti. Prego, la parola al Sindaco Tonò. Pregiatissimo consigliere Darè. Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito di un'istruttoria effettuata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Le norme che disciplinano l'asilo sono regolate a livello comunitario dal cosiddetto Regolamento Dublino II, per il quale lo straniero può richiedere la protezione internazionale dello Stato di primo ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda. Lo status di rifugiato è concesso a chi abbia il fondato timore di subire atti di persecuzione se facesse ritorno al proprio paese di origine. L'aver subito atti di persecuzione o minacce di tali atti costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire atti di persecuzione e quindi l'allegazione e la dimostrazione di atti di persecuzione subiti costituisce elemento importante nel procedimento di riconoscimento dello status. La persecuzione, giuridicamente definita come una violazione grave dei diritti umani fondamentali, deve essere riconducibile ai seguenti motivi: razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, per esempio legato all'orientamento sessuale, opinione politica. Dall'8 agosto 2014 ad oggi nessun ospite del CEIS ha ottenuto lo status di rifugiato. Il permesso di soggiorno con motivo asilo politico ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto. La protezione sussidiaria viene concessa al cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine o nel paese di domicilio se apolide, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Sono considerati gravi danni: A. La condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte. B. La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. C. La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Dall'8 agosto 2014 ad oggi, 13 ospiti del CEIS hanno ottenuto la protezione sussidiaria e 3 ospiti della Caritas. Il permesso di soggiorno ha durata quinquennale ed è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. I titolari di permesso per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, essa trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,6 del decreto legislativo 25 luglio 98 numero 286. Dall'8 agosto 2014 ad oggi 15 ospiti del CEIS hanno ottenuto il permesso di soggiorno umanitario. Il permesso di soggiorno ha la durata di 2 anni ed è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dei motivi umanitari. Dall'8 agosto 2014 ad oggi sono 67 gli esiti negativi complessivi della Commissione territoriale del Tribunale Civile di Venezia rispetto a richieste fatte dagli ospiti del CEIS. Tutti i migranti sono stati identificati dalle autorità competenti, la questura, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento Eurodac. Ogni soggetto è in possesso di un regolare documento identificativo, permesso di soggiorno provvisorio, rilasciato dalla questura al momento della richiesta dell'avvio della procedura di richiesta di asilo. Ad oggi sono state rilasciate 59 carte d'identità su 61 residenti a Vittorio Veneto in via Marconi 110. I nati il 1 gennaio, così come risultante dai permessi di soggiorno rilasciati dalla questura, su 61 soggetti residenti a Vittorio Veneto in via Marconi 110 sono 13. Alla data attuale tutti i migranti anagraficamente iscritti a Vittorio Veneto sono residenti in via Marconi 110. Per tutti i soggetti non più ospitati al CEIS verranno avviate le procedure anagrafiche per verificare se persistono i requisiti al fine di mantenere o negare la residenza a Vittorio Veneto. Si sono rivolte al Comune in questi ultimi giorni 6 persone che hanno ottenuto protezione internazionale e a questi è stata data temporanea ospitalità per un periodo di 10 giorni, in particolare fornendo loro un contributo economico per il sostentamento e rendendoli edotti che, al termine, dovranno provvedere autonomamente alle loro necessità. Il principio generale che regola la corresponsione di aiuti ad adulti in difficoltà, infatti, prevede che, al fine di evitare il verificarsi di condizioni e convinzioni di assistenzialismo perpetuo, il beneficiario dimostri di attivarsi per recuperare la normale situazione di autonomia. Anche in ragione della loro età ed in assenza di evidenti motivi, ad esempio giuridici, occasionati dalla sussistenza di disabilità e o disagi psichici, per i quali i soggetti in parola non siano materialmente in grado di intraprendere una vita autonoma, si ritiene che gli stessi debbano attivarsi per provvedere al proprio sostentamento e alla realizzazione del loro progetto di vita. Grazie. Consigliere, prego. Sono parzialmente soddisfatto, non ha risposto all'ultima domanda se intenda dare misure abitative. Grazie comunque. Grazie consigliere Darè. Vuoi replicare? No. Siamo giunti alla fine del Consiglio Comunale, quindi permettetemi di rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per un 2016 che speriamo migliore di questo, perché no?
e vi inviterei anche a fermarvi un attimo per un momento conviviale, anche per scambiarci gli auguri. Buona serata a tutti e auguri anche a chi ci segue da casa e al pubblico.